35 anni fa la tragedia dell'Heysel. Siamo tornati qualche anno dopo nello stadio dove venne scritta quella pagina nera per il calcio e per lo sport. Nel 2015, in occasione dell'amichevole di calcio Belgio-Italia, allo stadio Heysel di Bruxelles assistemmo a una triste commemorazione. La nazionale rese omaggio alla memoria delle 39 vittime nello stadio della capitale belga. L'Heysel era stato restaurato e la famosa curva Z, dove 32 italiani persero la vita in occasione della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, non esisteva più. Buffon e Chiellini, in rappresentanza della nazionale, e i tifosi della squadra bianconera residenti in Belgio posero delle corone in ricordo delle vittime. Le squadre inglesi, per quel triste avvenimento, furono bandite dal calcio europeo per 5 anni. Una targa con i nomi delle vittime e una data di quel triste giorno sono rimaste a ricordo imperituro di una tragedia che non è stata dimenticata. Sì, si riparte. La Serie A può ricominciare. È durato meno di un'ora l'incontro tra il governo e i vertici del calcio per il via libera definitivo, con il ministro Spadafora che ha visto il premier Giuseppe Conte per fissare la data di ripresa del massimo campionato di calcio italiano, il 20 giugno. Per Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, l'auspicio è quello di giocare prima la Coppa Italia nei giorni 13 e 17 giugno. Manca ancora l'ufficialità riguardo la ripresa del campionato, ma si è già aperto il dibattito su un tema caro a tutte le parti coinvolte, gli orari delle partite. La questione è già stata discussa durante una conference call dei rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori delle squadre di Serie A, ma ora sono intervenuti anche i giocatori, rifiutando categoricamente di scendere in campo prima delle 18. Un bel problema per la Lega, che ha fissato 3 nuovi slot per i match, 17, 19:15 e 21:30. Questi andranno a sostituire i precedenti, fermo restando che, come ripetuto mercoledì dall'associazione, con certe temperature non si potrà giocare. Il nodo orari va ad aggiungersi alle numerose incertezze che accompagnano la ripartenza del mondo del calcio, soluzione che sicuramente renderebbe felici i tifosi, ma avrebbe conseguenze sugli accordi per i diritti TV. In Inghilterra si comincia a fare sul serio in merito alle date della ripartenza della Premier League. Almeno così sembrerebbe. Il Telegraph ha rivelato che i club inglesi durante una riunione avrebbero già stabilito di ricominciare mercoledì 17 giugno. Quel giorno si dovrebbero disputare i recuperi della 28ª giornata fra Aston Villa e Sheffield United e tra Manchester City e Arsenal. La 29ª giornata, secondo quanto scrive il tabloid inglese, dovrebbe invece andare in scena nel weekend successivo, in modo da permettere una conclusione del campionato fra il 1° e il 2 agosto.